Gatti e modelle tatuate, un abbinamento davvero colorato e inedito. Ne parla la mostra inaugurata al Bar Maretti in Gran Viale Lido di Venezia, opera dell'artista vicentina Marianna Zampieri, con la casa editrice veneziana El Quero, dell'editore Davide Livieri, veneziano di Sant'Elena. Un progetto fotografico nuovo, appena iniziato, che riguarda le ragazze tatuate fotografate assieme ai loro gatti. Quindi un progetto molto colorato, a differenza di tutti i progetti che ho realizzato fino adesso, solitamente erano foto in bianco e nero, questo ho avuto proprio l'esigenza di fare qualcosa di estremamente colorato, quindi tatuaggi e gatti insieme. La mostra rimarrà allestita e visitabile ad ingresso libero fino al 12 settembre, giornata conclusiva della Mostra del Cinema, e darà vita anche a un calendario 2021 fresco di stampa. Sono una gattofila, come amo a definirmi. La fotografia è nata in seguito proprio per esprimere la passione che ho per i gatti, e i tatuaggi invece è una cosa che comunque mi appassiona da un po', nel senso anch'io ho dei tatuaggi, e è stato proprio in seguito alla quarantena, quindi a questo grigiore da quarantena, che ho avuto la necessità di esprimere qualcosa di colorato. 24 le modelle coinvolte in altrettanti scatti insieme ai loro gatti, per un progetto che ha anche una finalità benefica: acquistare cibo e dare cure veterinarie ai tanti gatti abbandonati in città. Può sembrare che i gatti, per chi non li conosce, per chi non li frequenta, siano un argomento che possa sembrare lontano, invece è proprio, per esempio, anche questo un soggetto che stimola molto la riflessione su quello che ci circonda e certi valori.